La vicenda ora del veneziano Paolo Ravasin, malato di SLA, ricoverato a Monastier, ha ottenuto dal Tribunale di Treviso la nomina del fratello Alberto ad amministratore di sostegno. Un decreto costituzionalmente valido, ma che potrebbe essere però vanificato dal disegno di legge sul testamento biologico che deve essere ancora discusso alla Camera. Vediamo. La tecnologia lo aiuta a comunicare. Quando la voce non riesce ad uscire, basta uno sguardo al monitor per lanciare un messaggio. Paolo Ravasin continua la sua battaglia di malato di SLA che vuole, per quanto gli è possibile, decidere della sua vita, pur essendo da anni immobile in un letto ed attaccato a una macchina che lo aiuta a respirare. Paolo però ha pensato anche al suo futuro, a quando neppure lo sguardo gli permetterà di comunicare, e così al Tribunale di Treviso è concluso il percorso di nomina del fratello Alberto come suo amministratore di sostegno. Manca solo il giuramento, il magistrato però ha già depositato il decreto di nomina. Provvedimenti sostanzialmente simili ce ne sono già stati, diciamo che questo è particolarmente importante per il richiamo alla normativa, alla Costituzione. In questo momento chiunque sia in grado di esprimere la propria volontà può dare indicazioni vincolanti per quello che riguarda il tema del rifiuto di cure considerate eccessive o assimilabili all'accanimento terapeutico. È un terreno molto scivoloso però. Il disegno di legge, già approvato al Senato ma non ancora discusso alla Camera, rischia di vanificare questo tipo di documenti. Anche le associazioni dei malati ritengono sia utile una legge che razionalizzi la materia, purché siano tutelati i diritti fondamentali, altrimenti si rischia l'incostituzionalità. Per evitare questo passaggio in tribunale, ma affermare il diritto di quella persona, una norma che rispetti quelle volontà sarebbe auspicabile, ma una norma che invece vieta l'esercizio di queste volontà nessuno la vuole in Italia.